Saluto a tutti con la pace del Signore. Grazie al Signore per questo momento di stare qui con tutti voi. Lodiamo il numero del nostro libro. Qui, sì. Gloria al Signore. Il numero 26 del nostro libro. Viva Cristo, eterna minha riqueza, roupa, escudo, arca de salvezza, la sua luce mi conduce a perfeita santità. Viva Cristo, roca minha diletta, vera mana, verità perfetta, son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mil tesori, vita e dopo morte, mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mia ricetto, dai fedeli onora benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte dei guaggiù. Viva Cristo, conduttor di santi, in cui vivono tutti quanti, gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelho. Glória a Dio. È il numero 145, se non mi sbaglio. Glória a Dio. 145 del nostro cântico. Oh meu Senhor, allo che con rispetto io miri ciel che fece in tu voler, e lo esplendor de estrelas sento intorno, el mundo inteiro que nada em tu poder. Canto em cor e nasce te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor e nasce te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu, allo che vo vagando super monte e dele o cielo eu sinto antiguità, e vendo giù gli immensi prati verdi e del cielo ascolto il mormorar. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. E nele pensar que Salvador que inteira venha sofrer pelo homo pecador, que ele portou, sou Gogotá
Gesù, ritornerà dal cielo e gioia e pieno mi darà lassù. Mi prostrerò davanti a suo bel trono per proclamar, Senhor, grande sei tu. Canto em core nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em core nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É o número 689 de nosso cântico. Voglio cantarle melode al Signore, colui che mi trasformò. Voglio cantarle melode al Signore, colui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù, il mio amico è Gesù. Ele é Dio, Ele é amor, libertar. Solo em lui eu trovai quelle amor che cercai. Solo em lui eu trovai la felicità. Voglio cantarle melode al Signore, colui che mi trasformò. Voglio cantarle melode al Signore, colui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù, il mio amico è Gesù. Ele é Dio, Ele é amor, libertar. Solo em lui eu trovai quelle amor che cercai. Solo em lui eu trovai la felicità. Amém? Glória a Deus. Deus benedica a tutti. Amém? Solo in Dio troviamo la felicità. Amém? Volevo lasciare un versículo alla Chiesa. Amém? E logo dopo passo la parola ai nostri pastori. Amém? Salmo 26, versículo 1. Chi è trovato dica amém. Salmi 26, è abbastanza conosciuto. Fala-me giustizia, ó Eterno, perché io ho camminato nella mia integrità e ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Amém? Que in questa mattina e tutti i giorni della nostra vita possiamo confidare nell'Eterno. Amém? Perché solo Lui è la giustizia, la verità. Amém? Questo è il versículo che volevo lasciare alla Chiesa. Ora passo la parola ai nostri pastori, così Lui dà continuità al culto. Amém? Fratelli, pace, buongiorno, che meraviglia poter essere qui con voi stamattina nella presenza del Signore.
ricordando i nostri fratelli che sono malati, in preghiera perché il Signore possa aiutarli, fratello Riccardo, la sorella Esmeralda, che Riccardo è stato ricoverato questi giorni scorsi, ma preghiamo che si riprenda velocemente, e preghiamo anche per la Esmeralda che sta in un processo, in un percorso che purtroppo non è facile, principalmente quando si parla delle giunture, tutte queste parti delle ossa, è difficile perché questi tendini, questa parte è noioso, diciamo così. Sto passando anch'io, ma il Signore ci sta vicino. Amen. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera per loro che si trovano in questa condizione. Preghiamo per l'opera missionaria. Noi siamo una chiesa missionaria e proprio ieri parlavo con una missionaria nostra e dicevo a lei che noi non siamo capi, noi siamo amministratori, no? Il capo è il Signore, perché la Chiesa vive sotto il governo teocratico. Theos, no? Dio, crasia, governo. Quindi la Chiesa, nonostante sia nel mondo, c'è un governo sovrano che il proprio Gesù davanti a Pôncio Pilatos ha detto: il mio regno non è di qui, ora. Quindi lui diceva: momentaneamente governate voi, ma io tornerò perché la mia opera sia compiuta completamente. E la Bibbia dice che lui porterà nuovo cielo e nuova terra. E in questo nuovo cielo, in questa nuova terra, la teocrazia sarà il governo che guiderà questo nuovo cielo e questa nuova terra. Per ora ci sono le crazie, che sono i governi che gestiscono il mondo, dittature, socialismo, governo capitalista, quindi ci sono diversi tipi di governi. E la Bibbia dice che il mondo patisce per via di questi governi, perché una volta che il governo è nelle mani degli empi, la parola dice che le persone patiscono, e patiscono tanto per via che questi uomini sono amanti di se stessi e dei loro interessi. Però preghiamo che Gesù torni, che la Chiesa possa clamare per il ritorno del Signore come la natura geme per il ritorno del Signore, perché nel suo ritorno tutto verrà stabilito. Amen? Quindi preghiamo per l'opera missionaria che è in Italia, per il nostro raduno oggi. Noi siamo nel proposito di preghiera, 20 giorni di preghiera, tutta la missione. Tutti i giorni noi abbiamo un orologio di preghiera, ogni ora c'è una persona in preghiera, e quindi noi siamo fino al 30, alla mezzanotte del 30, insieme in preghiera, ogni giorno per una causa specifica, e continuiamo chiedendo al Signore questo potere, il potere pentecostale che risvegli il mondo, che risvegli la Chiesa, che risvegli ogni famiglia. Amen? Perché non sono le attività che spingono i credenti. A volte una persona dice: si deve creare questo in chiesa, ma le attività sono importanti, ma la Chiesa non è fatta di attività, la Chiesa è fatta di preghiera, parola, no? Perché è la preghiera e la parola che sostiene la Chiesa, i fratelli. Festa passa. A volte una festa, invece di guadagnare tante cose spirituali, guadagniamo confusione. Perché ho già sentito parlare una volta: vuoi conoscere una persona, fai una festa, no?
e a volte in una festa c'è uno che non si capisce, quell'altro che è ferito, ma nella Chiesa, nel quotidiano della Chiesa, che è i 4 pilari che abbiamo studiato in questo percorso degli studi biblici che stiamo facendo, noi abbiamo imparato che la Chiesa è fatta di amare la parola, di fraternità, amore fraternale, di generosità, di condivisione e di preghiera. E questa è la Chiesa. Quindi questi eventi che facciamo è per rinforzare quello che già facciamo quotidianamente. Amen? È vero che ci saranno le persone che vengono solo all'evento, ma la Chiesa è quella che continua camminando continuamente. Amen? Giorno dopo giorno. Gloria a Dio. Quindi preghiamo stamattina ringraziando il Signore di questa opportunità per i nostri fratelli malati e per la nostra missione, perché il Signore continua ad aiutarci, perché possiamo fare la volontà del Signore. Amen? Preghiamo. Padre Santo, nel nome di Gesù, nostro Signore, veniamo a Te in preghiera stamattina, volendo, Signore, ringraziarti soprattutto per la ricca opportunità di poter essere qui insieme nella Tua presenza, lodare il Tuo nome e dichiarare che Tu sei Signore della nostra vita, Signore. Tu sei il Re della nostra vita, Tu sei il governatore della nostra vita, Tu sei colui che comandi su di noi, Signore. Grazie, Padre, perché Tu sei il capo della Chiesa. Tu sei colui che regge la Chiesa, Tu sei il Signore che comanda, che fa, che opera, Signore, in mezzo a noi. Ti ringraziamo per l'opportunità di poter servire come cooperatori della Tua Chiesa, del Tuo popolo. Nel corpo siamo utili perché siamo membri di questo corpo, Signore. E vogliamo chiederti, Signore, che Tu possa aiutare ogni fratello, membro della Tua Chiesa, della Chiesa universale, non della denominazione, ma della Chiesa universale che è sparsa in tutto il mondo, nei posti dove la mia mente non riesce a raggiungere, Signore, in quei posti che i miei piedi magari non arriveranno mai, Signore, però la Tua parola dice che Tu raggiungi tramite il Tuo Spirito, e come Tu hai trasportato Filippo da una parte all'altra nel deserto, Tu hai, Signore, i Tuoi servi che li trasporti da una parte all'altra per testimoniare che Tu sei il Signore, Salvatore, la via, la verità e la vita. Signore, Ti preghiamo stamattina di sollevare i nostri fratelli che soffrono, Signore, che patiscono con le infermità che sono temporaneamente su di loro, ma Ti preghiamo, Signore, nel Tuo nome, Gesù Cristo, che sei la salute. Il Tuo nome è Jeová Rafa, il Dio che guarisce. Noi sgridiamo ogni infermità sulla vita dei nostri fratelli, Signore, del fratello Riccardo Ferroni, della sorella Esmeralda, Signore, nel nome di Gesù, che Tu porti la guarigione spirituale al corpo, perché noi siamo nel corpo, ma non siamo carnali, noi siamo nel corpo, ma non siamo terreni, noi siamo nel corpo, ma non siamo di questo mondo, perché Tu ci hai comprato e ci hai fatto, Signore, popolo Tuo e pecore del Tuo gregge. Nel nome di Gesù, Signore, raggiungi la mia sorella Esmeralda stamattina con una guarigione, raggiungi, Signore, mio fratello Riccardo con una guarigione. Noi richiamiamo la potenza che ha nel Tuo sangue, Signore, sulla loro vita, per la Tua gloria. Continua, Signore, ad operare in ogni base missionaria, Signore. Ti prego per questi pezzi di terra, di terreno che Tu ci hai dato, Signore, per gestire, per curare, per amare, per, Signore, servire. E questi pezzi di terreni, Signore, che Tu ci hai dato, Signore, Ti prego che Tu possa aiutarci, perché possiamo restituire a Te, Signore, come la parabola dei talenti, Signore, non
quello che tu ci hai dato soltanto, ma in più quello che abbiamo anche, Signore, lavorato, perché le nostre mani, Signore, siano rinforzate nel tuo lavoro e nella tua opera, che i nostri cuori siano rinforzati nel tuo lavoro e nella tua opera, che le nostre menti siano rinforzate, Signore, nel tuo lavoro e nella tua opera, che ogni corpo sia rinforzato nel tuo lavoro e nella tua opera, perché quando tu tornerai ci trovi impegnati nella tua vigna, nel tuo regno e per la tua gloria. Rivestici, Signore, di potenza, di grazia, di unzione, guidaci tramite il tuo Spirito Santo, che è Dio su di noi, Signore, che ci porta, che ci guida, che ci fa camminare, Signore, sulle vie spirituali, Signore. Ti prego che la tua parola oggi sia alimento, sostegno, rinforzo per la tua Chiesa. Usa tuo servo, Signore, che è stato invitato per portarci questa parola. Signore, manda una fresca unzione sulla nostra vita, perché possiamo sentire la tua presenza e avere i nostri cuori rallegrati, rinforzati, Signore, per continuare, come tu hai detto al profeta Elia: mangia, beve, perché molto lungo è la strada, Signore, che lui doveva passare. E così, Signore, sia oggi che noi possiamo tutti bere, mangiare del cibo solido, dell'alimento solido per la nostra anima, perché possiamo camminare in questo mondo di tenebre, essendo luce e essendo sale. Nel nome di Gesù, Signore, rinforza ogni operaio, ogni servitore tuo, in ogni base missionaria, ogni credente, Signore, sostiene ogni progetto. Signore, prendi cura delle finanze, prendi cura delle famiglie, prendi cura, Signore, dei giovani, dei bambini, dei grandi, dei piccoli, di tutti quanti. Signore, ti prego che la tua buona mano, Signore, sia su di noi, che tu possa darci la mano, Signore, il pane quotidiano, dando il sostegno a ogni famiglia per pagare le sue bollette, per pagare i suoi affitti, e quelli che sono ancora in affitto, Signore, dà loro stabilità, Signore. Dà loro, Signore, stabilità in questa terra estranea, perché siamo in terra estranea, Signore, ma tu sei il Signore della terra. Tu sei Signore della terra, Signore, ti ringrazio. Continua con noi, aiutaci in tutto, ricevi le nostre lodi, i nostri cantici, Signore, e porta vita ai moribondi, a quelli che giacciono, Signore, nel peccato e nelle tenebre. Portali alla luce e che siano riempiti di Spirito Santo come noi siamo stati, per la tua gloria e nel nome di Gesù. Amen e amen. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora, grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Lodiamo al Signore per questa opportunità, privilegio di poter essere qui. Sono molto contento di essere questa mattina, di rivedere i nostri fratelli, che ognuno affronta le sue difficoltà, ma sono nelle nostre preghiere, e noi preghiamo uni per gli altri, perché il Signore possa sostenere ogni casa nella sua presenza. Amen. La parola casa parla molto di più di famiglia di che la parola famiglia, perché famiglia è una parola nuova, ma casa è una parola del primo tempo, e quindi era la casa di Noè, era la casa di Abramo, era la casa di Isacco, che vuol dire luogo di accoglienza, luogo di riposo, luogo di sicurezza. Casa vuol dire tutto questo, e che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù, che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù,
che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù, che te e la tua famiglia siano benedetti nel nome di Gesù. Amen? Glória al Signore. Seguiamo lodando al Signore stamattina. Vorrei invitare la nostra missionaria Priscilla perché possa fare i cantici insieme alla Chiesa, e noi continuiamo a lodare il Signore perché Lui è grande e fedele. Amen? Glória al Signore. La missionaria. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Io saluto la Chiesa con la pace del Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Cantiamo al Signore. Facciamo di questa lode una preghiera. Non sento, Ricky. Alleluia. Come Zaccheo io voglio salire più in alto che io potrò, solo per vederti, per guardare te e attirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, Signore. Puoi dire? Ho bisogno di te, oh Padre. Sono piccolo e lo sai, dammi la tua pace, lascio tutto per servire te. Chiedi a Lui, entra nella mia casa, entra nella mia casa, entra nella mia vita, tocca la mia struttura e sana tutte le mie ferite. Insegnami ad essere santo, voglio amare solamente te, perché il Signore è il mio bene maggiore. Fai un miracolo in me. Noi ci mettiamo ai tuoi piedi, Signore. Scruta il nostro cuore. Alleluia. Che questa sia una preghiera vera e sincera. Come Zaccheo io voglio salire più in alto che io potrò, solo per vederti, per guardare te e attirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, Signore. Noi dobbiamo dirlo. Ho bisogno di te, oh Padre. Sono piccolo e lo sai, dammi la tua pace, lascio tutto per servire te. Se questo è vero, Lui entrerà e modificherà. Entra nella mia casa, invitalo. Entra nella mia vita, cambia la mia struttura. Alleluia, alleluia.
Insegnami ad essere santo, voglio amare solamente te, perché il Signore è il mio bene maggiore. Fai un miracolo in me. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, tocca la mia struttura, sana tutte le mie ferite. Insegnami ad essere santo, voglio amare solamente te, perché il Signore è il mio bene maggiore. Fai un miracolo in me. Fai un miracolo in me. Alleluia. Gloria a Gesù. Continua con questa preghiera. Alleluia. Continua con questa preghiera. Signore, fa un miracolo in me. Signore, la porta è aperta, entra nella mia casa, entra nella mia vita. Signore, tocca quelle cose che io nascondo anche di me stesso. Tocca, Signore, ogni angolo della mia vita, tocca ogni sala, ogni stanza, Signore, della mia vita, tocca e fai un miracolo in me, Signore. Alleluia, gloria a Gesù, gloria a Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Continuiamo lodando il Signore opera in mezzo alle lode. Alleluia, Dio è qui in mezzo a noi. Dio è qui per ricevere la nostra lode. Dio è qui per lavorare tramite la nostra lode. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Volete sapere quanto vale la vostra... Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Noi vogliamo ti adorare, Signore. Noi vogliamo adorarti. Noi vogliamo adorarti, Signore. Alleluia. Alleluia. Lodiamo che non ci sono chiusure, non ci sono porte che si chiudono davanti al nostro Dio. Alleluia, davanti a Lui tutto è trasparente, davanti a Lui ogni porta si apre, davanti a Lui anche dove non c'è parete, Lui fa esistere ciò che non esiste. Alleluia, gloria al nome del Signore che è potente, alleluia, che è grande per fare ogni cosa. Alleluia, Lui è potente per guarire, Lui è potente per calmare la tempesta. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Gesù. Per sempre, mio Signore, mio Re, ti adorerò. Il tuo respiro è la mia vita, perciò non mi stancherò. Sentirò la tua voce, dolce anche più del miele, che mi fa uscire dalla grotta e mi porta fino in cielo. Vidi fuoco e terremoti, venti forti intorno a me, visi già molti pericoli, ma la tua voce mi calmò. Alleluia. Tu dai ordini alle stelle e al mare i suoi limiti. Io mi sento al sicuro
nelle tue braccia, oh Altissimo. Non ci son chiusure né porte che si chiudano davanti alla tua voce. Non c'è malattia né colpa che rimanga in piedi davanti a noi, e la tempesta si calma quando ascolta il Dio che tutto creò. La tua parola è pura, uno scudo per coloro che credono in te. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Non ci son chiusure né porte che si chiudano davanti alla tua voce. Non c'è malattia né colpa che rimanga in piedi davanti a noi, e la tempesta dei arremias, e mi ciocca. La tua parola è pura, è uno scudo per coloro che credono in te. Alleluia. Alleluia, gloria a tuo nome. Alex, si è bloccata la puntata in streaming. Gloria a Dio. Fratelli, la Bibbia dice che Paolo, affrontando tutto ciò che ha affrontato, è stato un momento che era molto, diciamo, sentiva molto quello che stava subendo, ma la parola del Signore è venuta a lui e ha detto: Paolo, fai coraggio, perché bisogna che tu vada a Roma. Poteva essere il Signore dicendo: Paolo, guarda, io ti solleverò di tutti questi dolori, di tutte queste persecuzioni, di tutta cosa che stai vivendo. Io darò un basta a questa situazione. Ma il Signore ha detto: fai coraggio. Fai coraggio perché la strada non è finita. Fai coraggio perché la strada non è finita. Fai coraggio perché quella porta che ti ho parlato là in Tessalonica è ancora aperta. Io ho detto a te, Paolo, io ho messo davanti a te una porta aperta, una porta efficace. Molti sono i tuoi persecutori. Allora vai, segui, perché bisogna che tu arrivi fino a Roma. Il Signore sa il principio e sa la fine, perché Lui è il principio e la fine. Noi facciamo un piano, la Bibbia dice: gli uomini pianificano, ma dal Signore viene la risposta. E la risposta di Dio per me e per te stamattina è: non è finita la strada, c'è ancora strada. Bisogna che tu vada fino a Roma, perché il Signore sa la destinazione. Il Signore c'è già la destinazione per la mia e per la tua vita. Molte volte noi vogliamo prendere l'aereo, prendere il biglietto, prendere la macchina, fare di testa nostra, ma il Signore ci sta dicendo: fai coraggio, non sgomentatevi, perché bisogna che voi andate ancora fino a Roma. Amen? Ma quando il Signore dice fai coraggio, Lui non dice fai coraggio con la nostra forza. Lui non conta su di noi, ma siamo noi che contiamo su di Lui. Amen? Alleluia. Continuiamo lodando al Signore in questa mattina. Vedete come io sono qui, pieno di amore, un pacco di amore nelle braccia. Emiliano.
E siamo felici per la vita di Emiliano perché pregavamo per lui che è stato ricoverato, ma vedi, quel vestitino che ti ho preso non ti servirà. È cicciotto. Ma ringraziamo il Signore per ogni cosa che il Signore fa nella nostra vita, per vedere la potenza che ha la preghiera, fratelli. La preghiera della fede guarisce il malato. E noi siamo convinti che mentre la Chiesa prega, il Signore muove ciò che è fermo. Amen? Felice di rivedere Erwin, di rivedere Mio Levi, di rivedere... Ah, ci sei tu anche? Seba? Sei tu Seba? Ma sei troppo dimagrito, sei tu proprio? Sei tu? Ti chiami Seba? Sebastian? Tuo nome? Eccolo lì con la mamma. Diamo a Seba un applauso a Seba. Vedi che la Chiesa ti ama? Amen, gloria a Dio. Fratelli, continuiamo servendo al Signore. Vorrei invitare i nostri operai per servire al Signore nella raccolta delle decime, delle offerte, che non è un comandamento, non è un ordine, ma è un piacere gigante poter servire al Signore con le nostre decime, con le nostre offerte e rendere il Signore glorificato tramite esse, perché mentre noi offriamo, noi manteniamo una causa che il mondo non vuole. Le nostre offerte, le nostre decime mantengono una causa che il mondo non desidera. Sarà pastore, vedi, vuole parlare. Che il mondo non desidera mantenere. Che noi possiamo dare al Signore non ciò che ci avanza, non ciò che non ci serve. Che la nostra offerta oggi sia come l'offerta della vedova, che il Signore l'ha vista e l'ha piaciuta. Amen? Che il Signore possa piacere la nostra offerta, che il Signore possa dire: sì, ho visto da dove è uscita, non dalla tasca né dal conto, ma dal cuore. Amen? Gloria a Dio. Io vorrei in questa mattina approfittare anche Erwin, che è qui con noi, che venga qui a fare questa preghiera, ma vorrei anche che lui, che non ha ringraziato ancora la sua casa, qui, non ha ancora ringraziato. E noi preghiamo, fratelli, per la casa propria. Io prego sempre, chi abita in affitto, io prego, Signore, dà una casa propria per togliere queste persone dalle mani di questi proprietari che a volte se ne approfittano nei prezzi. Amen? Quindi, se tu ancora non hai la tua, preparati, perché quando uno ringrazia, Dio fa promessa a un altro. Amen? Tu ricevi questa parola? Vorrei invitare Erwin per testimoniare e per fare questa preghiera. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Ecco, come diceva il pastore, c'è tante cose da ringraziare al Signore. Una di queste cose è che ci ha dato il privilegio di avere la nostra propria casa. Mi ricordo siamo stati a Pomarance ed era un evento bellissimo dove eravamo tutti radunati e lì si parlava di questa cosa, delle promesse che Dio fa e delle meraviglie che Lui fa in ognuno di noi. E una di quelle promesse una di quelle preghiere che ho fatto era questa, di chiedere una mia propria casa al Signore. E io ho creduto in quella preghiera che ho fatto, ho creduto in quello che stavo pregando al Signore ed ecco, il Signore mi ha risposto. Mi ha concesso nel momento preciso questa benedizione per stare io e la mia famiglia. Sì che Dio è buono, Dio compie quello che promette e anche noi, le nostre preghiere si devono fare con fede, perché la fede è quella che muove le montagne. Preghiamo al Signore stavolta e ringraziamo per tutto quello che fa nelle nostre vite. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu sei, Signore, chi c'ha il controllo delle nostre vite. Tu sei chi c'ha il controllo, Signore, di ogni cosa, di ogni situazione, Signore. Le situazioni economiche, Padre, nelle nostre vite. Tu hai il controllo.
E lo so, Padre Santo, che tante volte sembra difficile, tante volte sembra, Signore, che non c'è una salita, che non c'è un'uscita, Signore, a quello che stiamo passando. Ma possiamo, Signore, credere fedelmente che Tu sei quello che dà l'uscita, Signore, alle situazioni. Tu sei quello che provvede, Signore, in ogni situazione, in ogni difficoltà. Padre Santo, stamattina ti vogliamo ringraziare con le nostre offerte, perché sappiamo, Signore, che non è quello che abbiamo in tasca che ci dà, Signore, la vittoria, se non quello che sei Tu per noi. Grazie, Padre Eterno, per essere sempre nelle nostre vite e per stare sempre presente, Signore, in ogni situazione che passiamo noi. Grazie, Padre Santo, nel nome di Gesù. Amen. Dopo la faccio più lunga. Io sono stato a casa di Erwin, a volte ci sono persone che si rallegrano con la vittoria dell'altro, no? Ma la Chiesa qua è diversa, noi ci rallegriamo con la vittoria uno degli altri. Io mi rallegro se tu avrai una macchina buona, io mi rallegro se tu mangi la picanha, io mi rallegro per ogni benedizione che Dio dà a ciascuno di noi, perché io so che tutto questo è frutto di preghiera, di perseveranza. E tu e la tua casa prospererai nel nome di Gesù. Non la prosperità del mondo, ma la prosperità che è il Signore. La nostra prosperità è il Signore. Amen? Lui è la nostra porzione, come ha detto Geremia. Gloria a Dio. Quindi continuiamo lodando al Signore mentre facciamo la raccolta delle decime e delle offerte. E oggi c'è la mia missionarina che mi ha abbandonato. Io vorrei invitarla per cantare qua. Vieni qua. Antonella. Oh, se vedete una foto, Antonella era piccina come la Letizia. Piscina come la Letizia. Era Mara. Era piscina come la Letizia. Ti ricordi? Non sapeva parlare portoghese, solo italiano. E ora è questa ragazzina bellissima che il Signore ha una grande promessa nella vita di Antonella. Amen? E lei loderà il Signore mentre noi facciamo le nostre offerte e le nostre decime consegniamo per la manutenzione della casa del Signore. Amen? Vem, Letícia, com a Antonella, voi due? É gelosa perché io sono con bambina, sai? Lui ha detto, ma tu sei la mia principessa. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Abito cuore all'amore più bello, all'amore. Apri il tuo cuore all'amore più puro, all'amore quello del Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, a Lui lasciamoci guidare. Lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Apri il tuo cuore alla gioia più vera, alla gioia. Apri il tuo cuore alla fede sincera,
alla fede quella del Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, a Lui lasciamoci guidare. Lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Apri il tuo cuore alla dolce parola, la parola. Apri il tuo cuore alla parte ritorna e ristora quello del Signore. Mettiamo la vita insieme nella sua mano, da Lui lasciamoci guidare. Lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Felicità, felicità, felicità che mai tramonterà. Il pastore chiama i bambini per la classe felice. Venite qua, facciamo una preghiera. Vieni, vieni. Seba, vieni amore. Levi. Preghiamo per loro. Signore, noi vogliamo ringraziarti per i bambini, Signore, di questa chiesa. Noi vogliamo, Signore, ringraziarti, Padre, per la sorella Neuma e tutte le sorelle che lavorano, Signore, nella classe felice, che hanno preso col cuore, Signore, questo impegno di insegnare i bambini. Noi vogliamo chiederti anche per ogni famiglia di ogni bambino. Noi vogliamo chiederti per i bambini che non ci sono oggi, che loro possano esserci la prossima settimana, che possiamo essere ogni volta più numerosi, Signore, perché questo significa che loro impareranno da piccoli la tua parola, questo diranno nel loro cuore. Signore, io ti prego, Signore, per questa finestra di evangelizzazione, come diceva la missionaria Jo, che ora questa finestra di evangelizzazione non è più 10x40, ma 4x14, da 4 a 14 anni che devono essere evangelizzati questi bambini, perché il futuro di questa chiesa, il futuro delle chiese dipendono di questa evangelizzazione, Signore. Io ti chiedo nel nome di Gesù che loro possano crescere in grazia e in conoscenza per la gloria del tuo nome. Aiuta ogni genitore, capacita ogni genitore, che ogni genitore possa sentire il peso di questa responsabilità, che è insegnare nella loro casa la tua parola ai bambini. Io ti ringrazio di ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, oggi anche mi fa molto piacere avere con noi il nostro fratello, l'evangelista Jaime, che ci visita stamattina, viene a rispondere un invito che abbiamo fatto, che lui ci fosse con noi, e siamo felici per la sua vita, che è qui presente per portarci una parola da parte di Dio. Lui che ha una strada evangelistica, una strada ministeriale nella presenza del Signore,
e è amico particolare della famiglia del diacono Wallace, del suo papà, pastore Antonio, e siamo felici che lui è venuto qua a essere con noi, a condividere la parola stamattina. E vorrei invitare la Chiesa a mettersi in piedi per ricevere lui, e ringraziando di già sia a lui anche al pastore Samuele della Chiesa di Madureira, che è la nostra sorella, la Chiesa sorella della nostra Chiesa, perché noi siamo fratelli, amen. E ringraziamo il Signore per la vita del pastore Samuele della Chiesa di Madureira qua a Firenze, che svolgono l'opera del Signore come noi e come tutte le altre chiese, in un unico proposito, che di portare e di fare conosciuto. E questa è la nostra missione, è qua proprio visibile a tutti. Leggiamo tutti, 1, 2, 3. La nostra convinzione è Cristo. La nostra missione è rendere Cristo conosciuto. Amen? È questo che abbiamo. E quindi vorrei dare al pastore Jaime questa opportunità, passare a lui l'opportunità perché ci trasmetta la parola del Signore. Priscilla lo aiuterà nella traduzione e noi cerchiamo di aprire i cuori e avere i cesti già pronti per ricevere il cibo che il Signore ci ha preparato. Amen? Pastore Jaime. A paz de senhores irmãos, Pace fratelli, quero desde já agradecer ao pastor da igreja. voglio di già ringraziare il pastore della chiesa. Ok. Deixa eu ver, aqui tá bom. Obrigado, obrigado. E também ao nosso irmão Wallace, Deus abençoe. Anche il nostro fratello Wallace, Ok. Dio lo benedica. Nós vamos ler a palavra de Deus, Noi leggiamo la parola di Dio livro de Marcos, capítulo 10, nel libro di Marco, capitolo 10, versículo 46. versetto 46. Nós vamos ler do 46 ao 52, são poucos versículos. Dal 46 al 52 sono pochi versetti. A senhora pode ler, irmã, que aí fica mais fácil, tá? Por favor. Do 42, Do 46 ao 52. Giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Or, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbia pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: Fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: Che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Amém. Poder sentar. Potete accomodarvi? Nós, lendo a palavra de Deus, Leggendo la parola di Dio, tem uma pergunta, uma curiosidade. ci viene una domanda, una curiosità. Por que Jesus, quando este homem clamava, Perché quando questo uomo clamava, Jesus passa direto por ele, Gesù va dritto o homem está clamando. davanti, passa da lui e l'uomo sta lì E clamando. Jesus
passa sem falar nada. E Gesù passa senza dire nulla. Sequer parece que olhou, a impressão que nos dá L'impressione che rimane è che Gesù sequer olhou para ele. non lo ha nemmeno guardato. A impressão que nos dá. Questa è quell'impressione che mi E viene. por que será, né? E perché? Na Bíblia, no livro de Josué, Nel libro di Giosuè, capítulo 6, capitolo 6, versículo 26, versetto 26, Josué Giosuè amaldiçoa a cidade de Jericó. maledisce la città di Gerico. E Jesus não podia E Gesù non poteva entrar em contradição. contraddirsi. Josué fala assim: Giosuè parla. maldito será o homem Maledetto sarà que l'uomo tentar che proverà reedificar Jericó. raddrizzare Gerico. Pagará com a morte de seu filho mais velho. Si fermerà alla morte del suo figlio E Gesù, più então, grande. E quindi Gesù Não podia non poteva atender esse homem por enquanto. attendere a questo uomo. Não podia atendê-lo. Non poteva risponderlo. Embora já tinha o visto de longe, Anche se aveva visto già da já lontano, tinha ouvido a ele de longe lo aveva già sentito da e lontano, passou por ele ouvindo, e è passato da lui E ascoltando e vedendo, mas faz de conta ma fa que não está finta che vendo, non sta vedendo, não está ouvindo non nada. sta sentendo niente. Mas por que isto? Ma perché? Josué disse: maldito seja o homem Giosuè ha detto maledetto sia l'uomo que tentar reedificar Jericó. che proverà a E reedificare Gerico. estava ali com Jesus, Era lì con Gesù. as pessoas que queriam vê-lo transgredindo certas coisas Le persone che volevano vedere trasgredirlo Da queste Bibbia. cose della Bibbia. Mas quando Jesus, pode ver que é saindo ele de Jericó. E qui dice, è uscendo lui da Gerico. Vocês podem olhar em qualquer Bíblia, Potete guardare in qualsiasi Bibbia, todas vão dizer: tutte e diranno, saindo ele de Jericó. è uscendo loro di Outras Gerico. traduções dizem assim: Altre traduzioni e dicono, passando ele por Jericó. e passando lui da Gerico, Depois que ele sai dos portões, dopo che lui esce dalle porte, ele diz assim: ele mandou chamar este cego. lui dice di chiamare il cieco. Ele saiu dos portões. Lui è uscito fuori, Porque se ele estivesse perto, perché se lui fosse vicino, ele mesmo dizia ao cego: lui stesso direbbe al você aí. cieco, te, vem até a mim. vieni qui da me. Mandou chamar, Ma lui ha mandato porque chiamare, estava longe. perché lui era lontano. Se o homem Se l'uomo não sair deste mundo non esce di na questo maldição mondo, pelo pecado, della maledizione Jesus não pode fazer milagre. del peccato, Gesù non può fare miracoli. Mandou chamar o homem Lui ha mandato, fora do portão de Jericó. ha detto di chiamare l'uomo E fuori le disse, porte e ha detto, O que você quer? cosa vuoi? Senhor, que eu veja. Che io veda. O homem L'uomo precisa deixar este mundo ha bisogno di lasciare de uma questo vez por mondo toda di una volta per tutte para receber salvação, per ricevere perdão dos salvezza, pecados, perdono dei as peccati, bênçãos de Deus, benedizione di Dio, prosperidade, prosperità, paz. pace. O homem no pecado L'uomo nel peccato, deste in mundo, questo mondo, a Bíblia chega a dizer: la Bibbia dice, Deus não ouve a pecadores, Dio non sente a peccatori, mas sim os justos. ma i giusti. E Jesus saiu dos portões de Jericó, E Gesù è uscito dalle porte di Gerico, porque ele é a porta. perché lui è la porta. Ele chega a dizer assim: Lui dice così, aquele que entrar por esta porta quello che entrerà per questa porta entrará entrerà e sairá e uscirà e encontrará pastagem. e troverà pascolo. O homem L'uomo no mundo, o homem, assim, no pecado do mundo, l'uomo nel peccato del a Bíblia mondo, chega a dizer: la Bibbia dice, desperta tu que dormes, risveglia tu che dormi, levanta-te dentre os mortos, alzati dai morti e Cristo te esclarecerá. e Cristo ti chiarirà. Aí nós vamos olhar para a palavra de Deus. E noi guardiamo la parola di Dio. Às vezes o crente fala assim: meu Deus, A volte il credente dice, ma eu mio estou Dio, orando há tanto tempo, io sto pregando da tanto, eu estou pedindo há tanto tempo, io sto chiedendo da e tanto, o Senhor não me responde. e te non mi rispondi. Deus quer que nós
Dio vuole che saímos do noi acomodismo. usciamo dalla nostra comodità. Muitas das vezes ainda tem alguma coisa na nossa vida Tante volte ci sono che ancora non aggrada a cose nella Deus. nostra vita che non gradisce a e Ele Dio. espera que nós E Lui aspetta che nos noi despertamos. possiamo svegliarci. Não é que Ele não ouviu, Non è che Lui non ha não é que Ele sentito. não viu, Non è che Lui non ha visto. não é que Ele não se importa conosco, Non è che Lui non si importa con noi. mas Ele quer algo mais de nós. Ma Lui vuole di più di noi. A Bíblia diz, La Bibbia dice, no livro de Filipenses, capítulo 2, nel libro di Filippesi capitolo versículo 2, 6 em diante, versetto 6 in davanti, e Jesus, e Gesù, não tendo por usurpação non avendo per esorpazione, não se envaidecendo non essendo vanitoso, de ser igual a Deus, di essere come Dio, se humilhou a si mesmo, si è umiliato a se stesso tomando forma de homem e ha preso forma di uomo, e sendo obediente essendo ubbidienti e obediente até a morte fino alla morte e morte de cruz, e morte di croce, pelo que Deus o exaltou soberanamente. perché Dio lo ha esaltato sovranamente Ele deu um nome e lo ha dato un nome que é sobre todos os che è al nomes di sopra di ogni nome, e dobrará todo o joelho e ogni ginocchio si piegherà, dos que estão no céu, quelli che sono in cielo, na terra nella terra e embaixo da e sotto terra. la terra. Agora hoje, Però oggi, irmãos, fratelli, nós devemos fazer atenção. noi dobbiamo fare Não estou attenzione. dizendo o A, o B, aquele ou outros. Non sto dicendo Tizio, Todos A, B. nós devemos fazer atenção. Tutti noi dobbiamo fare Jesus chega a attenzione. dizer às pessoas dos seus dias, Gesù voleva dire a quelle persone, porque pediram a Jesus, perché hanno chiesto a Gesù, Senhor, dá-nos um sinal. Signore, dacci un segno. Jesus disse assim, Gesù ha detto, uma geração má una generazione e male, adúltera, nos dias dele, não estou falando igreja não, una no dia de generazione Jesus, cattiva e adultera. Lui stava parlando a quello tempo pedindo um sinal. e chiedevano un segno. Jesus falou assim, Gesù ha parlato così. nenhum sinal vos será dado, Nessun segno vi sarà dato senão do profeta Jonas. se non dal profeta E Giona. ele chega a dizer algo mais ainda. E lui dice ancora, Se Nínive se a Ninive, tivesse ouvido se Ninive avesse o que ascoltato vocês ouvem hoje, quello che sentite há muitos oggi, que teriam se arrependido. tanti avrebbero pentito. A rainha de Sabá La regina di Sabà caminhou mais ou menos ha camminato più o 2.000 meno a 2.500 quilômetros 2000-2500 para ouvir km a sabedoria de Salomão. per sentire la saggezza E di Jesus disse Salomone. assim, E Gesù ha detto, eis aqui, ecco qua, ele, lui quem é maior do que Salomão, che è più grande di Salomone. e Nínive, E a Ninive, e a rainha de Sabá, la regina di se Sabà levantará ao meio-dia si alzerà a mezzogiorno e julgará esta nação. e giudicherà questa nazione. Aleluia. O homem precisa L'uomo ha deixar o bisogno mundo lasciare il mondo por inteiro, completamente, porque senão não há salvação, perché se no non avrà senão não há salvezza, perdão dos pecados, se no non ci sarà perdono dei peccati, não tem prosperidade. non c'è prosperità. Mas alguém pode dizer assim, Ma qualcuno può dire così, mas eu tenho tudo, ma io ho tutto, eu tenho casa, io ho la casa, eu tenho um bom trabalho. io ho un buon lavoro. Mas nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, Ma vediamo nel libro di Atti degli Apostoli, capítulo 14, capitolo 14, a Bíblia diz assim, la Bibbia dice pelo que così, Deus perché Dio deixou as pessoas ha lasciato le andarem persone pelos seus próprios caminhos. che loro camminassero i suoi propri Ou seja, sentieri. Cioè, dizia, uno eu diceva, vou adorar o sol, io adorerò il eu sole, vou adorar a lua, io adorerò la eu vou luna, adorar o boi, io adorerò eu vou il adorar bue, esse ou aquele. questo o quello. E Deus deixou. E Dio ha lasciato. Que coisa interessante, Questo è irmãos. interessante, Mas fratelli. Deus Ma não Dio deixou a si mesmo non ha lasciato se sem stesso testemunho. senza testimonianza. Ele Lui, abençoando o povo benedendo il popolo com chuva temporã e seródica, con la pioggia temporanea e enchendo o serodia, depósito de mantimento riempiendo il magazzino di e os seus corações de mantenimento alegria. e il nostro cuore di gioia. Mesmo o povo pecando. Anche se il popolo peccava. Olha que Deus maravilhoso é esse nosso. Guardate che Dio meraviglioso è questo Bibbia nostro. diz La Bibbia dice Que Deus não leva em conta, che Dio non prende in tempo da considerazione il ignorância, tempo della ignoranza, mas anuncia em todo lugar
anuncie em todos os lugares ma annunzia dappertutto e a todos os homens per tutti gli que uomini se arrependam, che si pentono. porquanto Perciò já destinou um dia ha scelto già un em que há giorno de julgar o mundo che lui giudicherà il com mondo justiça con la e giustizia equidade. e equità. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Dio non prende in considerazione pode il tempo ter- dell'ignoranza. Pode ter, pode possuir as coisas, Puoi possedere le cose, mas não puoi quer dizer que avere, Deus agrada das nossas ações. ma questo non vuol dire che Dio si gradisce le nostre É cose. preciso entrar pela porta que é Jesus. Dobbiamo entrare per la porta che è Eu vou Gesù. dizer uma coisa. Io vi dirò una cosa. Por que que Jesus não entrou na sepultura de Lázaro? Perché Gesù non è entrato nella sepoltura di Lazzaro. Ele falou, Lázaro, Lui ha detto Lazzaro, sai para fora. esci fuori. Ele não podia ir buscá-lo? Lui non poteva andare a A prenderlo. pedra já estava removida. La pietra era già Jesus não rotolata. podia entrar? Gesù non poteva entrare? Não, No, ele não entra. lui non entra. O homem no mundo, L'uomo nel lá mondo, significa Lázaro morto. che significa il Lazzaro morto, O apóstolo Pedro fala l'apostolo Pietro na parla sua epístola nella sua epistola que nós vivíamos nos prazeres deste mundo, che noi viviamo nei piaceri di questo nos deleites mondo, desta vida, nei piaceri di questa e vita, éramos inimigos de Deus. e siamo nemici di Dio. Mas ele Però lui nos vivificou. ci ha vivificato. Aleluia. Alleluia. O que é vivificar? Cos'è É vivificare? dar vida outra vez. È dare la vita Porque un'altra nós volta. estávamos mortos nos nossos Che pecados noi eravamo morti nei e nostri prazeres peccati, da vida. nei piaceri della vita. Mas ele nos vivificou Ma em lui ci Cristo. ha vivificato in O homem Cristo. precisa L'uomo ha entrar bisogno pela porta. entrare per la Por que, porta. por que Deus não entrou na caverna onde estava Elias? Perché Dio non è entrato nella caverna dove era Elia? Porque aquela caverna, Perché quella caverna não a caverna que os irmãos se refugiavam, como non diz a Bíblia, era una caverna mas dove a de Elias non era una come le persone facevano di rifugio, ma quella di Elia só tinha mortos. c'era soltanto morti. Que mortos são esses? Quale morti? No mundo, Nel mondo, nos prazeres, nei piaceri, são sonhos mortos. sogni, Porque ele queria morrer. perché lui voleva Ele morire. entrou num lugar Lui è entrato in un buscando a posto morte. cercando la morte. Embora já tinha alimentado, Anche se aveva alimentato, ele ainda buscava a morte. anche se lui aveva mangiato, lui cercava la morte. Deus fala com Elias: Dio parla con Elia. Elias, Elia, chega-te à porta. vieni alla porta. E quem é a porta? E chi è la porta? É È Jesus. Gesù. O homem precisa entrar pela porta. L'uomo ha bisogno di entrare per la porta. Entrai Entrerai. pela porta estreita. Entra per la porta stretta. Porque larga Perché e larga, espaçosa é spaziosa, o caminho è il que cammino, conduz à perdição. è la via che conduce E alla por ser perdizione. larga e espaçosa, E perché è larga e spaziosa, muitos a encontram. tanti la trovano. Mas a porta estreita, Ma la porta são stretta poucos que a encontram. sono pochi che la trovano. Entramos pela porta sempre. Entriamo per la porta sempre. Deus abençoe os irmãos. Che Dio benedica i Ficamos com a fratelli. palavra de Deus. Che possiamo rimanere con la parola di mas eu Dio. tenho uma dificuldade. Ma io ho una difficoltà. Pede a Deus. Chieda a Dio. Pede a Deus, Senhor, eu preciso mudar. Chieda a Dio, Signore, ho bisogno di Me cambiare. ajuda, Senhor. Aiutami, A Signore. Bíblia diz assim: La Bibbia dice così. bem-aventurado é o homem Beato è l'uomo que tem os seus pecados che ha i suoi peccati coberto. coperti. Não é encoberto, Non è nascosto, é coberto. è coperto. Mas como que é isso? Ma come mai? Você dá um cheque para alguém, Se tu dai una... Come si chiama cheque? Non è do meu tempo, no. um cheque, No. È un assegno. de R$100. Se fai un assegno da 100 euro, No dia, nel giorno você coloca tu metti 1 milhão na conta. 1 milione Você fez o quê? nel tuo conto. Cosa hai fatto? Você cobriu. Tu hai coperto. Bem-aventurado Beato é o è homem l'uomo cujos seus pecados in cui i suoi peccati são cobertos. sono coperti. Glória a Deus, nossos pecados I nostri peccati foram cobertos sono pelo stati sangue de coperti Jesus dal sangue vertido di na cruz do Gesù Calvário. nella croce del Você Calvario. quer ser feliz? Tu vuoi essere felice? Pede a Ele Chieda a Lui, para cobrir os seus pecados. perché Lui copra i tuoi peccati. Aleluia.
Entrai pela porta estreita. Entra per la porta stretta. Jesus já ouviu a sua oração. Gesù ha già sentito la tua preghiera. Ele já ouviu, já viu a sua situação. Lui ha già visto la tua situazione. Mas muitas das vezes, Ma tante as volte nossas atitudes, le nostre attitudini, muitas das vezes, o nosso querer neste mundo il nostro volere in questo mondo não agrada a Deus. non gradisce a Dio. Precisamos pedir, Senhor, Dobbiamo chiedere, mi Signore, mostra, fammi vedere. fala comigo, Parla Senhor. con me, Signore. Confirma. Conferma. Não pede o sinal. Non chieda un segno. Sinal não é para a igreja. Segno non è per la Ele chegou a Chiesa. dizer, Lui ha detto, uma geração má e adúltera. una generazione è Pede un cattiva sinal. e adultera, mi chiedi un Mas nenhum segno. sinal será dado. Ma nessun segno sarà dato. Porque se Nínive tivesse ouvido o que vocês ouvem hoje, Se Ninive avesse sentito quello che sentite há muito oggi, que Nínive teria se arrependido. tanti avrebbero pentito. A rainha de Sabá caminhou 2.000 a 2.500 quilômetros. Quella regina ha camminato Parece que 2500 Jesus se chilometri. indigna um pouco Sembra che Gesù si arrabbia un po', para ouvir Salomão. perché voleva sentire Salomone. Eis aqui quem é maior do que Salomão. E lui diceva, ecco qua chi è più grande di Salomone. Então, se eu não vou pedir sinal, eu peço o quê? E quindi se io non chiedo segno, cosa chiedo? Pede confirmação. Chiedi conferma. O que é confirmação? Cos'è la conferma? Você chega num prédio, Tu arrivi in un você toca o palazzo, interfone. tu suoni la campana Aí você fala: e parli. meu filho mora aqui. Il mio figlio Meu pai. abita qui, mio papà. Pronto. A pessoa do prédio La persona, il portiere vai chamar del palazzo e vai dizer: tem alguém aqui. chiamerà e dirà, c'è Dizendo una que te persona qui conhece. dicendo che conosce A te. pessoa vai dizer assim: pode deixar entrar. La persona dirà, Está confirmado. lascia che entri. Pede conferma. confirmação com Deus. Chieda conferma a Dio. Meu Deus, me ajuda. Dio aiutami. Isso é da sua vontade? Questo è della tua volontà. Eu posso fazer isso, Io Senhor? posso fare questo, Ah, mas Signore? Gideão pediu um sinal com Deus. Ah, ma Gideone ha chiesto un segno a Dio. Mas o que aconteceu com Gideão? Cosa è successo con Gideone? Fez o povo judeu Ha fatto il se popolo giudeo prostituir prostituirsi e toda a sua e família tutta la sua e famiglia ele também. e anche lui. Não peça sinal. Non chiedere segno. Embora fazemos as coisas na simplicidade, né? Anche, Muitas vezes por não saber. a volte facciamo nella nostra semplicità Mas per Deus non perdoa. sapere, ma Dio É perdona. por isso que estamos sempre em oração, como o pastor falou, È per questo che siamo sempre in preghiera, pedindo come ha detto perdão il dos nossos pastore, pecados. chiedendo perdono dei nostri peccati. Jesus falou: Gesù ha parlato, eu estou convosco io sono con voi todos os dias. tutti i giorni. Eu não estive, Io non sono eu não stato, vou estar, io non sarò, eu estou todos os dias. io sono tutti i Ou giorni. seja, Cioè, nunca estive ausente non sono mai em toda a stato, história. non sono mai stato da raça assente umana. in tutta la storia Olha o que diz o dell'umanità. salmista, não é? Olha o que diz o salmista. Guardate cosa dice il salmista. Ora diga Israel, Ora dica Israele, se o Senhor não estiver ao nosso se lado, il Signore non sarà al nostro fianco, nós já seríamos destruídos. noi saremo già distrutti. Ele quer dizer, Lui ele quer vuole dizer dire, assim, não deixa de dizer Israel, non lasciare di ai dire de nós, Israele, guai da noi. se o Senhor não estivesse ao nosso Se il lado. Signore non fosse al nostro fianco. Irmãos, se o Senhor só piscar o olho Fratelli, se il Signore appena battere e não nos batte l'occhio guardar, e non nós seremos guardare a consumidos. noi saremo consumati. O Senhor é contigo. Il Amém, Signore è irmãos? con te, amen. Deus Dio é contigo. è con te, Deus Dio é com você. è con te. Elias Elia estava lá lutando com os profetas de Baal, lottava coi profeti di Baal, matou 450 profetas à espada, ha ucciso 450 profeti a e Deus spada viu que Elias e Dio ha visto che precisava Elia de um cuidado especial. aveva una cura speciale. Alguns pregadores Alcuni predicatori chamam Elias de covarde, chiama Elia di de codardo, medroso. di A gente pauroso. entende o lado humano, irmãos. Noi capiamo la parte umana. Mas homem que matou 450 à espada, Ma un uomo che ha ucciso 450 um uomini homem a que pediu para spada, cair fogo do un céu, uomo che ha chiesto per cadere fuoco dal cielo, não ia temer uma mulher. no?
não ia temer aquela mulher. non doveva temere una donna, quella donna. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ma io dirò una cosa ai Foi fratelli. Deus È stato Dio que colocou uma coisinha pequenininha no coração dele, che ha messo una cosa piccolina nel suo cuore, chamado medo. chiamato paura. É Deus, porque a Bíblia diz È stato Dio, perché la que é Bibbia Deus que dice opera em vós, che il Dio che opera in voi, tanto no querer sia nel volere como no come nel fare. efetuar. Aí Elias vai para o deserto Elia va al deserto pedindo a morte. chiedendo la morte. Mas quando ele chega no deserto, Ma quando lui arriva nel o deserto, que ele encontra? cosa lui trova? Uma sombra, Una ombra, uma árvore un albero com uma sombra. con una ombra. A Bíblia diz La Bibbia que dice aquele che quello que habita che abita no esconderijo do nel Altíssimo, nascondiglio dell'Altissimo, vírgula, a sombra do Onipotente all'ombra dell'Onnipotente descansará. riposerà. Deus cuida de você, tá, irmãos? Dio si prende cura di te. Deus cuida de você. Dio si prende cura di te. Mas que Deus nos abençoe Che Dio ci benedica. para sempre clamar ao Senhor. Che possiamo sempre Tem misericórdia de clamare mim, il Senhor. Signore. Dire abbia pietà di me, Tem Signore. misericórdia de mim, Abbi Senhor. pietà di me, Signore. Me ajuda Aiutami nas minhas fraquezas. nelle mie debolezze. Me ajuda, Senhor, Aiutami, Signore, nesta caminhada. questa strada. Porque foi Jesus que disse: Perché è stato Gesù a no dire mundo tereis. nel mondo afflizione. avrete afflizione. Jesus já ouviu a sua oração. Gesù ha già sentito la tua Ele já preghiera. ouviu o seu clamor. Lui ha già sentito il tuo clamore. E ele manda aquela pessoa, E lui aqueles ordina a quelle persone que mandava aquele homem calar a boca. che a quelle persone che dicevano all'uomo Não che lui doveva incomoda stare zitto, Jesus. non infastidire Gesù. Jesus mesmo mandou. Gesù stesso ha Chama esse homem aqui. ordinato, chiamate questo uomo. Deus vos abençoe em Cristo Dio vi Jesus. benedica in Cristo Gesù. Ele já ouviu Lui ha già a sentito sua oração. la tua preghiera. Está esperando Sta aspettando você te tomar uma decisão che tu prenda una decisione diante dele. davanti a lui. Vou terminar dizendo: Io finirò dicendo D, dia D, D. di DDD de Deus. di De Dio. Deus. Decisão Decisione define definisce destino. destini. Qual é a decisão que nós vamos tomar nesta manhã? Quale decisione prenderemo stamattina? Vamos tomar uma decisão nesta manhã? Prendiamo una decisione stamattina. Decisão define destino. Decisione definisce destinazione. Nós podemos entrar aqui nesta manhã Noi possiamo entrare fraco, deboli, como alguma coisa assim que nos impede, con qualcosa che ci impedisce, mas dependendo da decisão, ma a dipendere dalla nostra decisione, nós vamos sair daqui vitoriosos noi em Cristo usciremo Jesus. vittoriosi. Deus abençoe os irmãos. Dio Agradeço. benedica i fratelli. Amen. Io loderò il mio Signor nella gioia, nel dolore, canterò. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Signore, Egli è Re. Ancora? Io loderò al Signor nella gioia, nel dolore, canterò. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Signore, Egli è Re. Amen. Lui ci ha tolto dalle tenebre, ci ha trasportato. La Bibbia dice, non è che ci ha tolto, perché uno quando toglie strappa, ma lui ci ha trasportato, perché lui è il ponte fra l'uomo e Dio. Gesù, nostro Signore, è il ponte fra l'uomo e Dio, il ponte che ci ha trasportato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Amen? Quindi per questo la parola dice, alzati, risplendi, perché la gloria del Signore è su di te. Amen. Dio benedica Pastore Jaime, che
ci ha portato questa potente parola stamattina. Prima di finire vorrei invitare la Caterina, anche per ringraziare per la vita della sua famiglia, che lei è una guerriera, guerriera perché essere mamma di 3 bambini e lei non ha aiuto della sua mamma, della sua suocera, è lei per tutto, è lei che porta alla scuola, che fa di là di qua, pulisce, cucina, e è una donna che io ammiro e che la voglio tanto bene, prego per lei e so che il Signore, fra un po' crescono tutti. Io se fossi lei facevo già un altro, perché chi combatte per 3 combatte per 4, è vero o no? È vero o no, Chiesa? Chi combatte per 3 combatte per 4. Chi dà da mangiare a 3 dà da mangiare a 4, è vero o no? Vedi che la Chiesa è con te, in preghiera. Però vorrei invitarla per ringraziare anche il Signore per ciò che, testimoniare anche che abbiamo pregato per Emiliano. Lei è stata con lui nell'ospedale, ricoverati altri 2 con il papà. Qui è terra che il bambino piange e la mamma non vede. È così. Ma il Signore è colui che è al nostro fianco tutti i giorni. Come ha detto il pastore qua, tutti i giorni Lui è con noi. Non solo quando siamo in chiesa oggi qua, ma tutti i giorni. Quindi ho parlato perché ho creduto per cui ho parlato. Amen? E questo è la fede che genera in noi e ci fa camminare, ci fa proseguire. Vieni Caterina. Quando lei avrà quell'altro e quell'altro, e noi nel giorno della mamma, la mamma che ha più figli e la mamma più giovane. Saluto tutti con la pace del Signore. Di già chiedo scusa per il mio italiano, ma è quello che ho imparato finora. Niente, voglio ringraziare a Dio per tutto che ha fatto nella mia vita, che mi ha dato la famiglia che sempre ho avuto, le ho chiesto e per quella che ho pregato. C'ho un marito saggio e è tutto per me, anche i miei figli, anche se ogni giorno mi lamento di loro perché sono da sola sempre con loro, ma non vedo la mia vita senza di loro. E ringrazio a Dio perché mi ha dato dei bambini con molta salute e anche se sono stata con Emiliano che appena ha fatto 3 mesi è già stato in ospedale, ma ringrazio a Dio perché siamo stati 4 giorni e sinceramente mi aspettavo più giorni in ospedale, perché quando siamo arrivati lui non ce la faceva più a respirare e le hanno messo subito l'ossigeno, le hanno fatto tante cose che io pregavo e piangevo e loro mi guardavano, ma solo io sapevo quello che sentivo in quel momento. Poi quando ho visto che lui ha cominciato a sorridere e mangiava per bene, io sinceramente ho ringraziato a Dio tanto perché dopo 3 ore che siamo stati in ospedale lui era già meglio e le hanno tolto il suero? No, l'ossigeno le hanno tolto dopo 2 giorni le hanno tolto l'ossigeno e lui ha cominciato a respirare per bene. Poi mi hanno chiesto se lui mangiava per bene, le ho detto di sì e le hanno tolto la flebo. E sono veramente agradecida. Grata con Dio perché mi ha dato
un marito, il miglior marito ante i miei occhi. E no, no, per ora no, aspetta 2 anni, dopo sì. Ehm, Sinceramente io ho voluto 2 figli, ma il Signore sa perché mi ha mandato Emiliano e io ora prego perché non mi mandi un altro, che così siamo a posto. Perché già con 3, no, a posto così. La femmina non è arrivata e non arriverà mai. E niente. E io im- sento tanto la mancanza di stare in chiesa. E ieri le ho detto a lui, io voglio andare in chiesa. Cioè, ho sentito questo da un paio di mesi. Ieri le ho detto a lui che io volevo venire in chiesa. E stamani lui mi ha detto, dai, ci siamo alzati presto. E lui ha detto andiamo in chiesa. E io ho cominciato a dire no, non ce l'ho dei vestiti, non ce l'ho. Ma poi ho detto, lui sta facendo quello che sente, no? Perché penso che sì, io ho sentito questa mancanza, anche lui la sente. E ho detto no, dai, ce l'ho la forza per, per trovare una soluzione e siamo qui oggi. E voglio ringraziare a Dio per questo, per tutto quello che ha fatto nella mia vita, nella mia famiglia, nei miei figli e per quello che manca ancora. La mia preghiera ora è che loro cambino casa, perché la casa è diventata piccina per loro, e per altre 2 bisogna una casa grande. Chi dice amen? Chi crede con me? Una casa grande, con giardino per Levi correre, per mettere 2 poli, un cane. Lui piace tutto questo. Lui mi ha dato 2 poli per io curare, sono 2 livornesi e ce l'ho, sono lì. Mangiano, fanno le uova. Dio è grande. Ringraziamo il Signore, fratelli, per ogni cosa. Vorrei dire alla Chiesa di non dimenticare la nostra assemblea, ok? Domenica scorsa avevo fatto già la convocazione, ma vorrei rinforzare la convocazione alla Chiesa che per il 1° maggio, che è un giorno di festa, noi saremo qua in questa base, non a Scandici, qua tutti insieme per l'assemblea e per il raduno. L'assemblea nostra non è politica, è l'incontro della Chiesa dove noi saremo qua per la parola, per le lodi. E penso che stasera o domani sarà già su social della Chiesa gli invitati, gli ospiti che saranno con noi a portare la parola. Il tema di quest'anno è convinzioni, è il nostro tema e io lo sto vivendo sulla pelle, la convinzione della chiamata, del mandato. E il tema si trova in Atti 16:10 che dice quella parte, immediatamente si alzò. Il Signore sta alzando molti soldati per la sua opera. Che Dio ci benedica. E 1° maggio alle 14 per tutta la Chiesa sarà nostro raduno e assemblea generale, ok? Dove noi faremo l'approvazione del nostro bilancio annuale e di altre cose che sono qui nell'ordine del giorno che abbiamo già letto. E la mattina gli operai non dimenticare alle 10, no, alle 9:30 per gli operai. Noi saremo qua la mattina alle 9:30 fino a mezzogiorno e mezza. Dopo alle 2 torniamo con tutta la Chiesa. Gli operai la mattina,
invece tutta la chiesa di pomeriggio, e la sera sarà una grande festa di chiusura con la conferenza femminile della nostra Ufadamiti, che è Unione Femminile della nostra chiesa, che prega quotidianamente per la missione, per le persone, per i malati, per i carcerati, per quelli che hanno bisogno. E quindi la nostra missione, tramite il ministero femminile svolto dalla missionaria Priscilla con tutte le donne, pregano ogni giorno, ogni settimana con campagna di preghiera, con digiuno per le famiglie. E la risposta è questa, che vediamo la testimonianza, perché a volte le nostre mani non arrivano, è vero, ma le nostre preghiere arrivano, perché dove noi falliamo come uomini, Dio raggiunge come Dio. Amen? E vediamo la prosperità dei servi del Signore. Gloria a Dio. Mettiamoci in piedi. Di nuovo vorrei ringraziare Pastore Jaime che ci ha portato questa potente parola. Grazie Wallace che ha invitato lui. E vorrei anche dire alla Chiesa che domenica 26 sarà, lui non lo sa, non ditelo perché è segreto. Domenica 26 sarà il culto di gratitudine per la vita del nostro dirigente della chiesa qua a Firenze, Wallace. Martedì è il suo compleanno e la domenica tutta la chiesa sarà qui, lui non lo sa, è segreto, segreto. Domenica mattina noi saremo qua a lodare al Signore con il culto, e nel culto noi faremo un momento di ringraziamento per la sua vita, e dopo noi faremo il nostro pranzo insieme per fare una agape fraterna con tutti i fratelli, ringraziando Dio per la vita di Wallace, del nostro diacono. Amen? Quindi chi ha oro porti oro, chi ha argento porti argento, chi ha euro porti euro. Amen? Lui non ha spazio a casa per niente, nel suo armadio. Se uno vuole a volte dare... Uno vuole dare una cravatta, lui non ha spazio per mettere la cravatta là, ma nel suo conto ha spazio. Quindi ognuno come propone al suo cuore. A volte le persone dicono: quanto è la raccolta? Io non dico mai quanto è un'offerta, perché un'offerta non esce di un conto che si fa o di un ordine che si dà, si fa dal cuore. Quindi prenda la sua busta, metta la sua offerta con il suo nome se vuole, è importante mettere il nome se vuole, e cerchi la Priscilla, quella che fa così, faccia così, come fai a me, a lei, perché lei fa, a lei, porti a lei perché lei sta organizzando tutto per questa domenica. E non mancate, perché non importa se la tua offerta arriva e la tua presenza non arriva, non importa, perché importante sarà la tua presenza. Amen? Gloria a Dio. Quindi ringraziamo il Signore, Lui non lo sa, è segreto. Vorrei invitare nostro ausiliare, fratello Jonathan, per fare questa preghiera, ringraziando il Signore per questa opportunità. E così, vieni Jonathan a pregare, ringraziando il Signore di questa mattina benedetta. Pace a tutti, preghiamo per questa mattina benedetta che il Signore ci ha dato. Vorrei chiedere preghiera per il gruppo giovani, ieri siamo stati qua. Vorrei testimoniare che magari non sono troppi, però dicevamo ieri con i ragazzi che bisogna renderci disponibili all'opera del Signore, nonostante pochi, però il Signore, se noi ci proponiamo, il Signore ci dà le forze per andare avanti. A proposito di preghiera, anche che il pastore ci ha messo, anche sto vivendo personalmente un risveglio, diciamolo così, personale, perché ieri mentre ero lì a pregare mi rendevo accorto una cosa: se facciamo caso, io meditavo
anche quelle persone che non sono credenti, aggiunti quelle cristiane che ci conosciamo, se te fai caso, tutti quelli che conosciamo abbiamo tante persone per cui pregare. Mi venivano in mente tutte le persone che conoscono, tutti qua che sono qua, cioè non bastano le dita per raccontare quante persone conosciamo, quante cose possiamo fare attraverso una preghiera, perché il ginocchio hanno un potere molto grande. Quindi mi venivano in mente tante persone per cui pregare. Lo pensate che è una grande benedizione. A volte pensiamo una persona in una città a pregare per tante persone che magari non si sono inginocchiate una notte a pregare il Signore per ringraziare tutto ciò che il Signore ci ha dato. Una persona verso tutte queste persone, un figlio di Dio pregando per tutte le altre persone. E non pensare neanche perché non sono cristiani, non siamo noi a averci offerto per dare la salvezza. È stato Gesù Cristo a renderci capaci di portare un'opera al Signore, di portare questa opera. Io in personale ringrazio il Signore per tutti i fratelli che mi ha dato il mio fianco, il mio pastore e gli operai che ci sono nelle basi missionarie, perché sono ad esempio di vita, e che il Signore continui a proteggerli a tutti quanti, a quelli che vengono anche, quelli che siamo presenti qua, quelli che conosciamo. Vi invito anche a sottometterci al Signore anche in preghiera, nella sua parola, perché il Signore, come dice la sua parola, che Lui innalza e abbassa. Quindi che possiamo essere testimoni veramente umili davanti alla sua presenza. Signore, io ti ringrazio per questo momento che ci hai dato questa mattina. Signore evangelista che ci ha portato oggi la parola, ci hai dato un forte rafforzo, Signore. Abbiamo bisogno delle persone maggiori da noi, giovani, Signore. Abbiamo bisogno di queste persone d'esempio, Padre, perché sono attraversati già momenti difficili e che ci provano, Signore, ci sfidano per andare avanti. E il grande esempio sei tu, Signore, lo sappiamo. Il grande esempio sei tu, Signore. Ma nonostante questo abbiamo esempio di queste persone per continuare l'opera, Signore. Io ringrazio questa chiesa, il pastore João Victor, la sua moglie, Signore, gli operai che ci sono qua, nelle altre basi, di continuare a rafforzare le loro forze, Signore. Signore, continua con noi oggi, domani, sempre, come sempre sei stato. Te sei con noi, Signore. Io ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Amen, fratelli. Mercoledì noi abbiamo lo studio biblico. Io continuo a bussare. Sto bussando la porta. Venite allo studio biblico alle 19:30. È un momento molto importante che edifica la Chiesa, edifica ognuno di noi. Non mancare. Amen. Che Dio benedica ognuno di voi, che il Signore vi aiuti in ogni cosa e vi auguro una settimana benedetta nella presenza del Signore. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica.